Buonasera, ben trovati all'appuntamento del martedì sera. Il sindaco risponde dalle 19:30 alle 20:30. Vi ricordo che la trasmissione non è in diretta ma viene registrata un paio d'ore prima, adesso alle 17:15, minuto più minuto meno, quindi i messaggi non possiamo passarli in diretta, però voi potete continuare a mandarli e noi la prossima puntata ovviamente li manderemo in onda. La prossima puntata che non ci sarà perché è un giorno festivo, cioè il 25 aprile, quindi non ci saremo, quell'altra leggeremo i messaggi che manderete questa sera. Dunque ve lo ricordo in modo tale da evitare equivoci. C'è il sindaco, buonasera sindaco, grazie di essere con noi. Buonasera a tutti voi. Allora andiamo subito con molte cose perché sono arrivati molti messaggi. Inizio dal primo, vi è arrivata un'email dove dice, firmata da Enrico: buonasera signor sindaco, una sua opinione sulla puntata dedicata alla città di Padova da Linea Verde, andata in onda sabato 8 aprile. A mio parere la puntata non ha valorizzato le grandi potenzialità di Padova, escludendo l'università e l'orto botanico solo per fare alcuni esempi eclatanti, sfiorando appena Sant'Antonio, preferendo dedicare tempo alla magnolia presente al Santo, agli alberi piantumati, alle galline di Polverara, ad immagini delle piazze quasi deserte, ignorando il caffè Pedrocchi a favore di una pasticceria privata al Duomo, e poi i bigoli con il pecorino, dove li hanno mangiati. Molto più attraenti gli spot passati dal comune qualche tempo fa. Se potete ripeterli, lo firma Enrico. Beh, intanto ringrazio la RAI che ha dedicato buon tempo a Padova. Chiaramente le scelte redazionali non le fa il comune, le ha fatte la RAI. È difficile, abbiamo talmente tante cose belle a Padova che non è facile contemplare tutte quante. Noi cerchiamo, quando facciamo pubblicità per quanto riguarda istituzionale, cioè fatta al comune, cerchiamo di valorizzare tutto quanto, però vi garantisco che la RAI ha fatto un grande passaggio e per cui sono grato a quello che hanno fatto. Noi cercheremo anche noi di fare qualcosa. Il bilancio come sempre è un po' in difficoltà, però l'obiettivo di rifare quello che abbiamo fatto l'anno scorso, che purtroppo avevamo dei soldi proprio dedicati all'aspetto del marketing della città. Quest'anno non ce l'abbiamo, però stiamo aspettando vedere se sono risorse con un primo assestamento in bilancio per fare un investimento per quanto riguarda la pubblicità. Ovviamente, ritornando all'inizio, non sono scelte che facciamo noi. Per cui... Quindi il comune, perché tanto per chiarire, non ha pagato questo servizio? Assolutamente è meglio chiarirlo, sindaco, perché magari qualcuno pensa paga l'amministrazione. Assolutamente, sono scelte che fa la RAI, di cui sono felice e contento perché valorizza molto la città. Che poi è andato in onda anche poco tempo fa altri servizi, insomma, in realtà Padova. Ben venga, insomma, magari ce ne fossero tante. Ecco, sotto questo profilo mi allaccio al turismo, perché davvero mai come in quest'annata si vedono turisti del dopo Covid arrivare a Padova in maniera importante. Insomma. La città è veramente full, nel senso, ma anche scolaresche. Io veramente sono sbalordito, mi è piacevole, ovviamente, è piena, quasi l'80% di alberghi saturi, perché non trovano alberghi, commercianti per quanto riguarda il centro, ma sono ristoranti, pizzerie, veramente stanno lavorando a pieno ritmo. Parlo spesso con loro, sono veramente contenti, si vede che ci sono tantissimi turisti e siamo molto soddisfatti. D'altronde la pubblicità più bella è quando uno viene a vedere Padova e lo racconta l'amico, al parente, che dice: ho visto una città bellissima che non conoscevo, perché la città era già bella, che sia chiaro, non è che abbiamo fatto qualcosa io o i miei assessori, abbiamo solo cercato di valorizzarla ed è veramente una bella città. C'è poco no, assolutamente, poi credo sia con i numeri che almeno dicono che mai come quest'anno c'è stato un afflusso di turismo così importante. Importantissimo, siamo molto soddisfatti, perché non c'è solo la Cappella di Scogliere, sono tantissime cose da Padova vedere. Bene, poi ovviamente leggeremo anche i messaggi che sono arrivati. Allora inizio con il primo per chiedere cosa ne pensa di questi ragazzi che fanno una cosa anche per il bene della terra, includo proprio a livelli grandi, che protestano per l'ambiente. Qui a Padova abbiamo avuto nell'aprile del 22 via Venezia 2 striscioni che bloccano il traffico al centro Altinati in occasione di una chiusura del forum sull'energia. C'è stata anche lì una manifestazione importante, hanno imbrattato il muro
l'11 maggio, poi a Chiesa Nuova c'è stato un blocco stradale sul Cavalcavia, il 21 agosto Caperesco Vigni 3 attivisti si incatenano sulle Transenne, il 7 novembre a Noventa Padovana in 3 tentano di usare le vernici spray sui muri della sede regionale, il 21 settembre 92 militanti con la maschera dell'allora ministro per la transizione energetica Cingolani, ministro per la transizione, capito, simulano l'uccisione di una ragazzina, di Salvini che simulano l'uccisione di una ragazzina coperta dal carbone o dalla carbonella, una cosa del genere. E poi il 6 ottobre scorso in Corso Australia blocco di mezz'ora di una carreggiata. Eccoli qui, vediamo le immagini, brava la regia che le ha estrapolate. È brutto perché poi questi qui sono stati denunciati, però questi ragazzi, sindaco, visto, le faccio questa domanda perché è una domanda anche che ha il suo perché. A Padova ci sono, come diceva lei prima, 61.000 studenti universitari e moltissimi di questi appoggiano il comportamento di questi pochi ragazzi che fanno una battaglia per l'ambiente che è anche giusta sotto certi aspetti, però la fanno in questa maniera che è contro la legge. Lei cosa ne pensa? Danneggiare opere pubbliche non è possibile, bloccare la circolazione non è possibile, se lo rispetto. Io capisco le loro battaglie, ma non può toccare assolutamente il bene pubblico, assolutamente. Non possono danneggiare monumenti, non possono... passo dalla parte del torto per quello che mi riguarda. Io capisco l'ambiente, sono uno favorevole all'ambiente, però in questo sistema è solo rendere evidente la loro idea. Com'è possibile pensare di lanciare vernice, non so, essere lavabile anche, però costa tantissimo poi la comunità pulire, per cui non è fattibile. Io non entro nel merito. Non giustifico, però è un modo per farsi notare in maniera forte. Capito? Ma io posso farmi notare se picchio lei anche. Mi faccio notare sicuramente, non è il modo questo, non è il modo. No, giusto, tutto non giusto. Non è il modo di farlo, non sono assolutamente d'accordo. Bloccare la circolazione, danneggiare opere pubbliche, non va bene, io non entro in merito alle Però il pensiero lo allargo. Ci sono altri modi di contestare, questo non è un modo di contestare per quello che penso io. Certo, però cerco di fare l'avvocato del diavolo. Questi fanno una battaglia che ha come ideologia anche una certa logica, una certa correttezza. Non è che questa battaglia, che è una battaglia che coinvolge molti giovani, possa prendere anche molti giovani che praticano e che ovviamente frequentano l'università e che il numero aumenti e diventa un problema che è di ordine pubblico? Cioè, si può fare qualcosa? Questa è una domanda, non so se non sono riuscita a porla nei termini giusti. Non ho capito la domanda, forse non si è espresso molto bene. No, oppure dicevo... non l'ho capito io. L'ambiente è una cosa seria, importantissima, certo. Penso per ognuno di noi, vuol dire salute. Ma questi ragazzi, la domanda è, possono coinvolgere altri giovani? Il numero aumenta e diventa un problema di ordine pubblico per salvaguardare l'ambiente se non si interviene in determinate maniere? Ovviamente parlo a livello nazionale, io è ovviamente ripercorribile poi alla città di Padova, visto che c'è l'università. Non credo, sono fenomeni che vanno gestiti sicuramente. Ripeto, l'ambiente è una cosa seria, importante, uno manifesta, esprime il proprio pensiero senza danneggiare il bene pubblico. Questo non è possibile. Ma io dico no, usiamo prodotti lavabili, però costa moltissimo. Qualcuno deve pagare, non può essere questa cosa. Non può essere che uno blocca la circolazione, la gente va al lavoro, va a scuola, questo non può essere. No, per certo, quanto mi riguarda. È chiaro che l'ambiente è importante, ma si fa qualcos'altro. Io vorrei vedere se tutti quelli che protestano per l'ambiente poi si comportano in maniera adeguata, anche a verificare questo. Adeguata vuol dire rispetto degli altri, rispetto dell'ambiente sotto l'aspetto energetico, l'acqua, ci sono tante cose da vedere. Sono giovani, per cui hanno le loro idee, io le apprezzo, non so niente da dire. Mai danneggiare proprietà pubblica, bene pubblico, questo mai. Beh, questi sono messi in mezzo alla strada. Non va bene bloccare la circolazione. Certo, non va bene. Lo fanno anche chi fa sciopero, per carità, non sto dicendo, non è un problema che tocca a me personalmente, non sono d'accordo. Perfetto. Senta, oggi sul giornale è uscita la notizia che a Padova Est, dove sorgerà il nuovo ospedale, proprio per la paura delle falde dell'acqua, che questo periodo sfortunatamente non c'è perché non c'è nemmeno acqua, c'è la possibilità di allagamenti. Allora anche l'ospedale verrà 11 metri sul livello del mare e quindi di conseguenza anche il tram dovrà avere ovviamente queste stesse caratteristiche come altitudine rispetto ovviamente alla città.
C'è il piano rischio alluvioni firmato dal Consiglio dei Ministri da poco, per cui è entrato in vigore da pochissimo, penso qualche mese, un paio di mesi, in cui c'è messo in maniera chiara il rischio alluvioni. È un piano che è stato mutuato a livello nazionale dopo quello che è successo a Vicenza qualche anno fa, se vi ricordate, per cui è previsto tutta una serie di iniziative di informazione alla popolazione, ma più che altro gran parte della parte di Padova, gran parte, cioè un quinto, un sesto, non è edificabile salvo che non si adottano misure tipo l'ospedale a rialzarlo o percorsi del tram. Per cui il rischio alluvione c'è e va ovviamente fatto dal Consiglio dei Ministri, per cui non c'è niente da fare, è così. I lavori del tram proseguono, era venuta fuori un'altra polemica durante la settimana scorsa. Proseguono tranquillamente. Quindi non sono ovviamente polemiche. Per quanto riguarda l'ANAC, faccio chiarezza anche su questo, c'è piena collaborazione da parte nostra, i lavori proseguono, l'ANAC non ferma assolutamente i lavori, dobbiamo rispondere in termini di collaborazione alla magistratura, daremo tutte quante le informazioni possibili, ma vi ricordo che è stato fatto un anno fa la gara, per cui non c'è nessun problema, per cui sono tranquillo, sereno. Certo, senta, la settimana scorsa abbiamo parlato della riduzione delle corse degli autobus per via ovviamente di costi troppo alti e ci arriva un'email dove dicono che avete ragione perché molte volte vedono gli autobus vuoti. È una scelta che avrà una continuità oppure una scelta attendendo ovviamente il periodo estivo dove verranno rifatti gli orari per poi riprendere quelli vecchi a settembre, ma questa riduzione continuerà anche in inverno oppure si potrà rivalutare, dipende dalle possibilità economiche che il Comune ha? Non c'entra le possibilità economiche del Comune, non c'entra nulla. O della Regione? Dello Stato, che tramite la Regione finanzia Bus Italia. Allora, la situazione è più o meno è meno 20% per quanto riguarda l'uso del trasporto pubblico. Ovviamente questo non si vede nell'area di punta, si vede nell'area di morbida tecnicamente, per cui è chiaro che quando va a scuola, va a lavoro, si vedono gli autobus pieni, dopo cala. Però c'è un 20% in meno di passeggeri. Questo per effetto del Covid sta riprendendo lentamente questa faccenda. Nel contempo Bus Italia, che è il gestore del trasporto pubblico, è in difficoltà economica nel senso mancano i passeggeri e stiamo cercando come ente di governo, che vuol dire comune, province e comune, di dare una mano a risolvere il problema. Non è facile. Stiamo collaborando per quanto riguarda Bus Italia perché l'aspetto primario è il trasporto pubblico, che vuol dire ragazzi che vanno a scuola, persone che vanno a lavorare o persone che decidono di usare il trasporto pubblico, che vuol dire anche meno inquinamento, non dico le solite cose che tutti quanti sanno. È una cosa vitale, importantissima, dobbiamo trovare sistemi di collaborare in maniera positiva con Bus Italia, che è gestore del trasporto per altri 8-9 anni. Senta, domani quando Padova saranno completate tutte le linee del tram, vorrà dire anche ridurre anche questo tipo di servizio, degli autobus ovviamente. Vuol dire che gli autobus saranno meno, ovviamente, in virtù proprio del numero dei trasportato del SIR 1, 2, 3, che vuol dire 20 milioni di persone, e chiaramente per quanto riguarda vuol dire avere meno autobus, questo è chiaro. Certo, senta, per quanto riguarda invece, le chiedo se i lavori della Piani stanno proseguendo, perché molti ci hanno chiamato e ci hanno detto che erano fermi, non vedevano nessuno lavorare, però c'è un telespettatore che dice: sono entusiasta del progetto Piani, quella gratinata faceva davvero schifo, quindi vede c'è anche chi è a favore dell'abbattimento della gratinata. Ecco, lì i lavori proseguono? Per quello che so io, anche il giorno vado a vedere cosa succede, penso di sì, dico che durerà 3 settimane, più o meno l'abbattimento, dopo bisogna bonificare il terreno, cioè non è cosa facilissima. Ricordo che tutto sarà a posto marzo-aprile 2024, per cui vuol dire canale somminato, passeggiata, la tribuna innerbata, il terreno innerbato, vuol dire la pista ciclabile, cioè è abbastanza complesso il lavoro, però
io penso che stiano andando avanti per quanto riguarda l'abbattimento. Non so a che punto siamo, onestamente. Certo. Sento un altro messaggio. Non c'è stato nessun blocco, insomma, nessun blocco, che io sappia. Blocco, perfetto. Considero vero divertimento nel tempo libero giocare a pallone in oratorio o nelle piastre apposite, poche e malmesse, dei parchi a tema sportivo. Lo dovrebbero essere tutti i parchi di quartiere, invece che bere di sera, lo scrive Pietro. Bene, un po'. Sicuramente le piazze sportive e parrocchie sono, purtroppo sempre meno sono parrocchie per difficoltà ovviamente di gestione economica e mancanza di prete, sono sempre meno le parrocchie che fanno queste attività. Tutti noi siamo cresciuti nelle parrocchie, adesso è un po' diverso, ce ne sono meno. Noi stiamo cercando di sopperire a questo perché è una funzione non solo sportiva ma anche sociale molto importante, mettendo su piastre in continuazione. Assessore Bonavia, se non sbaglio dobbiamo fare 12-13 piastre ancora, hanno un grosso successo e cerchiamo di far sì che siano sempre di più, perché lo sport fa bene e oltretutto è coesione sociale, è tutto positivo. Quelle che abbiamo fatto stanno andando benissimo, basta vedere Piazza De Gasperi piuttosto che la Cella, ce ne sono tantissime. E tante le stiamo sistemando con i fondi del PNRR, se non sbaglio alla fine saranno 13-14 oltre a quelle che ci sono. Certo. Si ricorda, un paio di puntate fa lei era stato qui, le avevo detto se i fondi del PNRR, visto che in Italia ovviamente non riusciranno tutti a usarli per motivi burocratici, per motivi di progetti non all'altezza, qui a Padova è tutto a posto, li spendiamo tutti. Sia a Padova che a provincia io sono molto soddisfatto dei funzionari che stanno lavorando in maniera puntuale e determinata. Io penso che a livello di luglio e agosto noi avremo assolto tutte le gare, anche oggi in giunta sono passate tantissime progetti PNRR, ricordo sono tantissime, sono per quasi mezzo miliardo, 500 milioni scusate, per quanto riguarda il comune di Padova e quasi 50 milioni per quanto riguarda la provincia, per cui senza contare ovviamente l'università, senza contare la regione, per cui sono tantissime, senza contare la stazione, senza contare alta velocità, solo comune, vuol dire che arriverà qualcosa come 1 miliardo mentre tutti insieme. Padova cambierà, Padova e provincia cambierà in maniera positiva. Io sono molto tranquillo per quanto riguarda Padova e provincia, perché i funzionari stanno lavorando benissimo. Io spero che sia anche per gli altri comuni, però capisco che i piccoli comuni possono andare in difficoltà, infatti anche come provincia cerchiamo di dare una mano, perché sono piccoli comuni, non hanno funzionari, non hanno personale, per cui cerchiamo di dare una mano. Gli altri comuni, ovviamente capoluogo territorio della regione, non conosco, ma mi auguro che siano tutti quanti riescono a fare questo salto di qualità, perché il PNRR può cambiare non solo Padova e provincia, può cambiare il Veneto, può cambiare l'Italia, ma veramente in maniera importante. Noi ce la facciamo. Certo, bene. Sì, adesso leggo una lettera, anzi un messaggio che è molto lungo e poi è stato anche ripetuto da altri numeri di telefono, perché qui abbiamo tutti i numeri di telefono. Colgo l'occasione per ricordare i nostri numeri, perché non siamo in diretta, ma è una puntata registrata, però potete mandare ovviamente i messaggi e le email e noi, come state vedendo, li leggiamo la settimana prossima. E per mandarli i messaggi al 345 il numero 334 1171, le email il sindaco risponde @gruppotv7.com, e noi, come stiamo facendo in questo momento, ripeto, perché non essendo in diretta è giusto farlo sapere ai nostri telespettatori, li leggiamo la puntata prossima. Allora c'è la pubblicità, poi andiamo con il prossimo messaggio.